La terza dose anti-Covid agli utenti delle isole, fissate 3 giornate supplementari di vaccinazione, ricordando che la terza dose è riservata ad oggi agli over 60 che abbiano ricevuto la seconda da almeno 6 mesi. La prima delle 3 sessioni vaccinali si terrà al Lido, nella palestra dei Severi, venerdì 19 novembre, a partire dalle 9 del mattino. Le persone aventi diritto possono già prenotarsi nel portale dell'azienda sanitaria della ULSS 3. Giovedì 25 novembre sarà la volta di Pellestrina, con modalità ancora in via di definizione, e venerdì 3 dicembre sull'isola di Burano. L'ULSS 3 Serenissima sta organizzando anche una nuova uscita del vaporetto vaccinale in collaborazione con il Comune di Venezia e con ACTV. In mattinata il viaggio inaugurale del vaporetto della campagna nazionale per promuovere la vaccinazione anti-Covid della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. Nelle prossime settimane un vaporetto con i messaggi e i colori della campagna pro vaccinazione dell'Ordine dei Medici girerà per Venezia, navigherà per i canali lanciando un messaggio ai turisti e agli italiani e veneziani sull'importanza di vaccinarsi. Iniziativa di concerto con il Ministero della Salute, presentata a bordo del vaporetto nella tratta San Marco-Rialto. Il vaccino nella storia ha salvato moltissime vite umane, le sta salvando ancora oggi per molte malattie, compresa anche la malattia del Covid. Quindi se oggi siamo in una situazione in cui le terapie intensive non sono al collasso e in cui i reparti di terapia intensiva appunto non soffrono più come nella prima e seconda ondata, ecco, lo dobbiamo al vaccino.